Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Come si comporta la protezione civile europea in caso di un'emergenza sismica a Lubiana? È stato questo il focus dell'esercitazione SIT-Quake 2020, che si è svolta dal 4 all'8 ottobre scorsi ed ha coinvolto anche la protezione civile del Friuli Venezia Giulia su richiesta del Dipartimento Nazionale nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile e del Meccanismo Europeo. L'esercitazione internazionale è infatti parte di un progetto finanziato dall'Unione Europea a cui partecipano anche Austria, Croazia e Ungheria, oltre a Slovenia e Italia, ed è volta a testare l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile in caso di un'emergenza sismica nell'area di Lubiana. La protezione civile regionale si è concentrata sulla colonna mobile nazionale, che è stata testata allestendo una tendopoli dimostrativa per 100 persone comprensiva di cucina da campo gestita dall'ANA, l'Associazione Nazionale degli Alpini. Insieme alla colonna mobile del Friuli Venezia Giulia ha partecipato all'esercitazione anche la colonna dei Vigili del Fuoco, che si è concentrata sull'attività di valutazione dei danni e sulla puntellatura degli edifici pericolanti. La colonna mobile del Friuli Venezia Giulia, assieme a quella dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, hanno rappresentato il team italiano che è stato coordinato da 3 funzionari del Dipartimento di Protezione Civile che per l'occasione ha ricoperto il ruolo di ufficiali di collegamento. Martedì 5 ottobre è quindi partita la colonna mobile dal centro operativo di Palmanova per raggiungere la base a Lubiana e procedere quindi all'allestimento della tendopoli presso l'ippodromo comunale in collaborazione con la Croce Rossa slovena e i moduli austriaci di potabilizzazione acqua e posto medico avanzato. L'esercitazione si è conclusa nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre. Ad essa è poi seguito il debrief serale. Il giorno seguente è iniziato il rientro della colonna mobile. All'esercitazione internazionale rischio sismico SIC-Quake hanno partecipato 7 funzionari e 20 volontari dei gruppi di Azzano, Gemona, Moimacco, Prepotto, San Dorligo della Valle, del CPV di Trieste, ANA Udine e Trieste. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.